Continuità dei progetti già avviati, collaborazione e condivisione, rafforzamento delle eccellenze locali nel segno del dialogo con i soci e nuovo sviluppo a livello internazionale. E questa è la linea programmatica di Maurizio Danese, nuovo presidente di Verona Fiere. Sostituisce Ettore Riello, non rieleggibile per regolamento dopo 2 mandati. Danese, durante il passaggio di consegna, ha affermato che Verona Fiere non può prescindere dalla realtà locale di riferimento, dal momento che soltanto a livello regionale genera un indotto stimato intorno a 1,1 miliardi di euro. Mi sono definito il presidente delle 3C, quindi vuol dire collaborazione, continuità e condivisione. Oggi appunto abbiamo fatto questa conferenza stampa proprio in occasione del passaggio di consegne con Ettore Riello e quindi col Consiglio di amministrazione uscente, proprio per ringraziarli di quello che hanno fatto fino adesso e dimostrare che la nostra intenzione è quella di condividere con tutti i progetti e coinvolgere appunto le persone, quelle che ci sono state prima, quelle che ci sono adesso, i soci, i consigli di amministrazione, tutti nello stesso progetto, in modo di riuscire a portare i temi importanti che ci sono oggi sul tavolo, senza che, voi lo sapete già, quindi parliamo di Vicenza, parliamo di Vinitali, parliamo di fusione in SPA, portarli al tavolo dei soci con i quali poterli discutere e poi eventualmente valutare le possibili soluzioni. Ricordando che Verona Fiere organizza 40 manifestazioni nel quartiere di Verona Sud e 20 all'estero in 12 nazioni, Danese ha detto che il fiore all'occhiello Vinitali deve rimanere in Veneto, a Verona, pur nell'attuazione di progetti di sviluppo internazionale. Noi abbiamo coscienza che il Vinitali è un contenitore, è un prodotto molto importante per Verona e non possiamo permetterci né che esca da Verona né che diventi debole. Pertanto il Vinitali, che deve combattere in un scenario competitivo mondiale molto importante, sicuramente dovrà essere dotato di strumenti per poter essere nel mercato e continuare ad internazionalizzare le nostre imprese e i nostri prodotti.